Presidente Federica, siamo passati dalla neve, dal freddo dello Zoncolan al sole e alla sabbia di Grado. In 2 giorni stiamo facendo vedere 2 grandi perle del Friuli Venezia Giulia. Sì, vorrei sapere qual è la regione al mondo che può offrire in 2 giorni, cioè non all'inverno e all'estate, un panorama di questo tipo, un'opportunità di questo tipo. È bellissimo, siamo stati anche fortunati ovviamente con il tempo, oggi c'è il sole. Ieri abbiamo fatto vedere, diciamo, la bellezza dei monti, la neve ed altro, oggi la spiaggia, il mare. Domani oltretutto invece le città d'arte, perché ricordiamo che domani la tappa parte da Sacile. Quindi cerchiamo in questi 3 giorni di far vedere tutte delle perle della nostra regione e ci auguriamo che possa servire sempre di più a promuovere il territorio, a attirare turisti dall'Italia e dall'estero, perché in un piccolo fazzoletto di terra, quale Friuli Venezia Giulia, si trova tutto e quindi in pochi chilometri una veramente grande opportunità. Grado è un inedito per il Giro d'Italia, ma Grado è una località che lei ha fortemente voluto come città di partenza. Sì, nel 2018, appena eletto, ero andato a vedere l'arrivo sullo Zoncolan e parlando con Kainor ho detto: secondo me dobbiamo far vedere al mondo la laguna di Grado e il mare di Grado, perché è unico al mondo, cioè nessuno lo può copiare. Si possono copiare tante cose, ma non la bellezza della natura e di Grado. E quindi ho detto dobbiamo valorizzarla. Io oggi già mi immagino le riprese dall'alto che ci saranno sul Giro, dove si vede la laguna di Grado, ed è chiaro che ha una capacità attrattiva enorme. Abbiamo a pochi metri di distanza il mare con gli ombrelloni aperti. Possiamo augurarci una stagione che sia migliore della precedente? Beh, io sono ottimista. Siamo ancora nella pandemia, è vero, ma è altrettanto vero che anche i dati sulle prenotazioni sono in netto miglioramento rispetto allo scorso anno, quindi veramente mi auguro che quest'anno sia la vera ripartenza e non uno stop and go come è stato lo scorso. Per chiudere, ci sarà un passaggio anche su uno sconfinamento della tappa odierna in Slovenia, anche qui una vicinanza tra 2 territori che dialogano spesso. Sì, ma soprattutto anche una vicinanza alla Città della Cultura 2025 europea, che sono Gorizia e Nova Gorizia. Anche questo un'occasione importante per far conoscere il Friuli Venezia Giulia. Non è un evento solo di Gorizia, ma di tutta la regione, di tutta Italia, anzi di tutta Europa. Penso che sarà una delle città della cultura più importanti nella storia delle città della cultura stesse, perché è la prima tra 2 paesi. Quindi un'opportunità straordinaria che dobbiamo sapere sfruttare e valorizzare. Mauro Vegni, patron del Giro d'Italia. Ieri una tappa sullo Zoncolan, possiamo dire memorabile, perché non credo che nelle varie edizioni dello Zoncolan si sia mai trovata la neve e il freddo che c'era ieri. Come l'ha vissuta? Sì, sicuramente memorabile, anche se chiaramente lo Zoncolan è oramai nell'immaginario di tutti i grandi ciclisti. Vincere allo Zoncolan è una cosa strepitosa, può cambiare, come sicuramente cambierà la vita ad alcuni atleti, compreso il ragazzo di ieri, però quest'anno è stato particolarmente difficile, dettato dalle condizioni meteo, però credo che alla fine il buon Enzo Kainor, tutta la regione, abbia fatto sicuramente la sua bella figura. Siamo passati oggi dalla neve dello Zoncolan alla sabbia di Grado, per poi arrivare a Gorizia sconfinando nel Collio sloveno. Che tappa sarà quella di oggi? Intanto devo dire, passiamo da una montagna mitica a un posto bellissimo come Grado, per arrivare altrettanto bel paesaggio quello di Gorizia. Sicuramente una tappa difficile, perché per fare una tappa difficile non servono solo le grandi salite, ma anche una tappa molto movimentata come sarà quella di oggi. Per cui do, come dire, appuntamento a tutti i telespettatori a vedere questa bellissima tappa. Grazie. Grazie a voi.